il fatto che tutto il nostro territorio si caratterizza per la presenza di affreschi. Abbiamo testimonianze piccole, ma che partono dal 200. Sono piccoli frammenti, è come avere i pezzettini di un puzzle, no, che sono slegati l'uno dall'altro, ma poi man mano che ne troviamo altri, cominciano a darci un'idea, a comporre un disegno. Quindi affreschi che sono, in questa chiesa troviamo affreschi che sono del 200, poi sovrapposti quelli del 300 e poi sovrapposti quelli della metà del 400, ma non è una cosa unica della chiesa di San Giorgio di Manzana, questo lo troviamo in tutto il territorio. Faccio solo un'ultima precisazione: quando dopo la prima guerra mondiale le nostre chiese lungo tutto il Piave, da destra o sinistra Piave, sono state ricostruite e quindi si è dovuto pensare anche ad nuove decorazioni, in moltissimi casi si è tornati sull'affresco. Si è pensato che quello fosse davvero un elemento identitario ed era vero, e quindi noi abbiamo chiese degli anni 20 del Novecento, degli anni 30 ricostruite che hanno affreschi importanti. Pensiamo a Cadorin che dipinge in tutta l'area del quartier del Piave. Ecco, quindi possiamo dire, quindi partiremo da Formeniga, faremo un po' un inquadramento generale di quello che è il contesto, per poi passare alla visione e alla visita, proprio entreremo fisicamente in questa piccola chiesetta, e poi Silvia andrà nel dettaglio a raccontarci appunto questi cicli di affreschi che sono presenti all'interno di questa chiesa. Anche in questo caso chi dobbiamo ringraziare per la realizzazione di questi video? Allora, per la realizzazione in questo caso, oltre evidentemente a chi sta di fronte a me, quindi Federico Campodall'Orto, che ha fatto le riprese, qui anche in questo caso il restauro è stato voluto dalla parrocchia di Formeniga, ma è stato curato dall'architetto Susanna Masette, e i restauri degli affreschi, che però sono ancora da terminare, quindi noi fotografiamo una situazione che magari nel tempo migliorerà, e dopo voglio dire due cose su questo aspetto. Gli interventi sono opera di Emanuela Ruggio. In questo caso si è anche riscoperto proprio la struttura come era in origine, la stilatura delle pietre, ma anche la presenza di una panca, no? Che girava tutto attorno alla chiesa, quindi non c'erano i banchi, ma hanno trovato la testimonianza di questo sistema davvero molto antico. Tutto questo progetto, che prevede la cartina, le fotografie e i video in realtà aumentata, è un brevetto, diciamo, è una app sviluppata da Bags for Dream di Manlio Reffo, che è presente ormai, insomma, nel nostro territorio con alcune cartine e con alcuni progetti molto importanti, ma che non opera solo nel nostro territorio ma in tutta Italia. Volevo solo aggiungere questo, che in questo caso in modo particolare i video sono particolarmente importanti, perché quando noi entriamo nella chiesetta di San Giorgio di Manzana noi siamo un po' confusi, perché questa stratificazione, usiamo in storia dell'arte la parola palinsesto, che è la stessa parola che si usa, no, in televisione per dire, esatto, per costruire, no, una giornata e un periodo di attività, e lo stesso il palinsesto in realtà viene dai libri, dai testi antichi, dalla storia della miniatura, quando tanto era prezioso il libro che si raschiava per scriverci sopra. In questo caso si è ridipinto per dipingerci sopra, però i video permettono più che qualunque altro mezzo di farci guardare proprio nel punto esatto di cui si sta parlando, per cui isolando dei particolari dai diversi strati, una cosa che a occhio nudo, così entrando in chiesa, non è immediato riuscire a comprendere. Quindi i video sono davvero importanti perché ci guidano il nostro occhio a guardare quali sono gli strati del 200 e poi tutti gli interventi successivi, per cui non è un mezzo qualsiasi, non è un mezzo moderno, ma è un mezzo utile in questo caso per comprendere fino in fondo.
Grazie Silvia per questa introduzione, per questa anteprima, e quindi noi vi portiamo a fare 4 passi nella chiesa di San Giorgio a Formeniga. Lunghe cordonate collinari si allineano in direzione est-ovest ai piedi delle prealpi. Sono rilievi Ogbeck, geologicamente già abbastanza rari, ma qui sono resi unici dalla caparbietà degli agricoltori che nei secoli hanno trovato le tecniche agricole adatte alla coltivazione della vite. Oggi queste colline sono famose per il paesaggio creato dalla produzione del prosecco. Nel territorio che circonda Conegliano e Vittorio Veneto troviamo altre dorsali. Queste si dispongono in direzione nord-sud e digradano lentamente verso la pianura. Il momento in cui questo territorio, che è stato abitato fin dall'antichità, trova una sua unità, trova una sua caratterizzazione, è intorno all'anno 1000. In questo periodo si sviluppa una nuova viabilità, nascono dei piccoli borghi che si radunano intorno ad una chiesa o ad un segno del sacro. Questi segni del sacro, ampliati, modificati, sono ancora presenti in questo territorio, caratterizzano sia le dorsali sia i fianchi meridionali delle prealpi. Hanno dedicazioni che ricordano i primi santi del cristianesimo: Giorgio, Daniele, Mamante, Pancrazio, Cecilia, Vito e Modesto, Gervasio e Protasio. Sono davvero i santi antichi del cristianesimo. La loro presenza non è casuale. Se collegassimo i nomi di queste chiese tra loro troveremmo dei tratti di viabilità molto antica. Con la caduta dell'impero romano, siamo alla fine del V secolo, decadono anche quei valori, quegli elementi identitari dell'impero. Innanzitutto la presenza militare, ma poi, tra tutte, la manutenzione delle strade che via via vengono abbandonate. Proprio le strade, anche quelle che si dipartivano dalla Postumia, la grande arteria che collegava Aquileia con Genova, perdono la loro importanza. Quello che succede è qualcosa di particolare, si sviluppa una nuova viabilità, l'uomo ha comunque necessità di spostarsi, è una viabilità che non percorre più le grandi pianure, ma si sposta sui crinali delle colline. E su queste nuove strade passano nuovi eserciti, passano le merci, passano le persone e con loro le idee, e tra queste idee anche le nuove devozioni del cristianesimo. La parrocchiale di Formeniga sorge sulla sommità di una dorsale. È dedicata a San Pancrazio. San Pancrazio è un martire, 14enne, nato in Turchia e morto a Roma nel 304. Ma in questa chiesa si venerano anche i santi Nereo e Achilleo, 2 santi anch'essi martirizzati nei primi secoli, di cui la diocesi di Ceneda conserva preziose reliquie. Tutti e 3 questi santi, Pancrazio, Nereo e Achilleo, si venerano il 12 di maggio. Una chiesa a Formeniga è documentata dalla metà del 300, ma la sua origine è sicuramente molto più antica. L'edificio si presenta oggi in solide forme ottocentesche. Venne eretto infatti dopo il terremoto del 1873 che molta distruzione ha portato nel territorio. La chiesa poi venne consacrata nel 1927. La sua presenza si lega all'esistenza di un castello in questo territorio, un castello che fu molto importante tra il 1100 e il 1200, che controllava un vasto territorio ed era affidato alla famiglia da Formeniga. Il castello venne raso al suolo alla fine del 300 dai veneziani. Ce ne resta memoria per la presenza del terrapieno, per il fossato difensivo che è stato riscoperto, per alcune tracce archeologiche. Oggi questo luogo non è più un luogo di guerra, ma un luogo di pace, un luogo di serenità. Ammiriamo un panorama straordinario e proprio questo panorama ci dice come mai qui è stato posto un fortilizio militare.
primo documento che attesta l'esistenza di questa chiesa di Manzana risale al 1345. La chiesa sorge sul territorio dell'antica pieve di San Pietro di Feletto, che però è attestata nel 1124, e risulta dipendente dalla chiesa di San Pancrazio di Formeniga, che sorge poco lontano. Sono i ritrovamenti archeologici, l'osservazione della tessitura muraria e la presenza degli affreschi che in realtà riescono a farci datare la chiesa poco dopo l'anno 1000. Nel 1100 viene sopraelevata e l'osservazione della cesura della tessitura muraria ci mostra che l'abside è stato aggiunto intorno al 1200. Al 1200 si data anche il bel campanile in solide forme romaniche. Si caratterizza per le bifore presenti sulla cella, che sono realizzate da una colonnina che poggia su un capitello a stampella, un elemento molto raro. Una cesura sul pavimento ben visibile ci dichiara che la chiesa è stata allungata. Un ampliamento è sempre la manifestazione di una chiesa che cresce, che è frequentata, che ha una sua vita pastorale. Questo allungamento è stato reso possibile dalla creazione di un terrapieno fatto di materiale vario, ma all'interno del quale sono stati anche trovati parecchi frammenti dipinti. Sono la testimonianza del fatto che probabilmente la facciata era dipinta, è stata demolita e questi elementi sono stati utilizzati per formare il terrapieno. Vero tesoro di questa chiesa sono gli affreschi. Qui troviamo ben 3 strati sovrapposti, dalla fine del 200 alla metà del 400, ma poi altri interventi sono stati fatti nel 700 e anche nel 900. Ad un certo punto della storia gli affreschi sono stati ricoperti. Quale ne sia stata la ragione e la necessità non lo sappiamo, cambiamento del gusto o forse le pestilenze. Fatto sta che per secoli poi questi affreschi non sono stati visibili. Bisogna aspettare il 1982, quando questi affreschi vengono pian piano scoperti. Da quel punto in poi la chiesa viene studiata, viene apprezzata e ancora adesso sono in atto dei lavori per renderla fruibile e soprattutto per renderla più conosciuta al grande pubblico. Nel 1982 si toglie l'altare che era collocato nell'abside e lo si porta nella chiesa di Formeniga. Vengono tolti gli intonaci ammalorati e si scoprono gli affreschi. Da quel momento il percorso di studio intorno a questa chiesa diventa sempre più importante. Si scopre, ad esempio, che la chiesa non è mai stata intonacata, se non in corrispondenza delle immagini affrescate o dipinte o delle croci di consacrazione. Le murature interne sono faccia a vista e ogni pietra è stata stilata, cioè è stata contornata con uno stilo per creare un motivo geometrico. Nel corso del Novecento sono stati qui collocati i banchi per una maggiore comodità dei fedeli che partecipavano alle messe in questo luogo, ma in origine dobbiamo ricordare che questa chiesa era dotata probabilmente di una panca perimetrale, secondo un modello di chiese diffuso, testimoniato ancora in area friulana. Oggi questa chiesa è stata restaurata, vuole essere valorizzata, vuole diventare un elemento imprescindibile della bellezza di questo paesaggio, fatto di colline, di vigneti, ma anche di questi luoghi di culto molto antichi. San Giorgio è un santo antico. Era nato a Lod, l'attuale Lidda, vicino a Tel Aviv in Israele, e sulla sua tomba è stata costruita una delle più antiche basiliche, quindi una basilica costantiniana. Reliquie preziose del suo corpo sono presenti a Roma nella chiesa di San Giorgio al Velabro. San Giorgio, il cui nome significa agricoltore o forse ancor meglio apicoltore,
È nato nel 289 ed è stato martirizzato nel 304, all'epoca dell'imperatore Diocleziano, questo imperatore illirico che ricordiamo per le sue persecuzioni molto crudeli. San Giorgio è un santo militare e la sua narrazione è molto antica, risale al 496 e questo già è un'indicazione dell'importanza di questo santo. È un cosiddetto megalomartire, cioè un santo che è riconosciuto sia dalla Chiesa d'Occidente che da quella d'Oriente e anche ha una narrazione, una trattazione anche nel mondo islamico. A lui sono dedicate tantissime chiese anche in questo territorio. È un santo straordinario della tradizione cristiana. Straordinario perché sono incredibili le sue azioni in vita, le fasi del martirio e anche i miracoli dopo la morte. San Giorgio è simbolo di Cristo, che sconfigge il male e sconfigge la morte. Rappresenta anche in modo molto concreto il versetto 13 del Salmo 91 che dice: sconfiggerai leoni e draghi. La vicenda narrativa più nota è quella di San Giorgio che libera la principessa. La narrazione dice che esisteva un lago infestato da un animale, da un drago, e la popolazione che abitava sulle sue rive donava a questo drago per placarlo 2 pecore ogni giorno. Scarseggiando le pecore hanno cominciato ad estrarre a sorte anche dei giovani da sacrificare, finché un giorno viene estratta la figlia del re. Ovviamente il re cerca in ogni modo di sottrarre la figlia a questo destino, ma poi, come esempio di giustizia, deve accettare che la figlia venga sacrificata. Ecco il miracolo. Arriva in quel momento San Giorgio che capisce la situazione e colpisce fortemente il drago. Chiede però alla popolazione di quel paese di convertirsi e dopo che tutto il popolo si è battezzato, solo allora San Giorgio uccide il drago. L'idea del cavaliere coraggioso che sconfigge il male è molto antica, ricorrente e fondante nelle civiltà del Mediterraneo e del vicino Oriente. Noi abbiamo testimonianza di Horus che sconfigge Set in forma di coccodrillo, poi Salomone a cavallo sconfigge i demoni. Altra citazione molto antica è quella di Perseo che sconfigge il male rappresentato da Medusa e lo fa per salvare Andromaca. Anche in questa chiesa l'immagine di San Giorgio è presente attraverso questa scena narrativa. Ben 2 sono gli affreschi che la rappresentano, uno è databile all'ultimo quarto del 200, l'altro alla metà del 400. Entrambe le scene sono frammentarie. Riconosciamo il drago nella porzione più antica e il cavaliere che emerge dalla porzione più moderna. 2 scene sovrapposte in 2 epoche diverse ma con lo stesso soggetto, perché questa è la chiesa dedicata a San Giorgio, il cavaliere che sconfigge il male. Come spesso accade in questi contesti, sono gli affreschi più antichi quelli che destano maggiore meraviglia. Gli affreschi più antichi qui si datano al 1270-1280, quindi ben 750 anni fa. In quel momento un artista dipinge nell'abside, nell'arcone del presbiterio e anche nella parete sinistra dell'aula. Qui realizza un'immagine di San Giorgio, poi un'immagine di San Michele che pesa le anime e alcune figure di santi. A destra dell'arcone dell'abside questo artista dipinge un San Michele che pesa le anime, una psicostasia. Quindi abbiamo l'immagine, il volto di San Michele, la mano destra tiene una lunga lancia, mentre la sinistra tiene in mano la bilancia. All'interno dell'abside troviamo alcune figure. La prima che notiamo è l'immagine di una santa. Il volto è quasi scomparso, ma riconosciamo i tratti del suo abito. Innanzitutto ha uno scollo molto importante, stretto, ornato di pelliccia, e questo essere un collo stretto ci dice che quest'opera è stata realizzata prima della rivoluzione della moda di inizio 300, quando poi notiamo sempre gli scolli molto larghi che vanno quasi da spalla a spalla. Interessantissimo
è l'abito, i suoi colori, ma soprattutto il fatto che è foderato di pelliccia di vaio, cioè il pelame dell'ermellino con le sue codine nere che dava un senso di assoluta eleganza a quest'opera e alla figura della santa. Un abito aperto, una guarnacca, quindi un abito che non permette di fare dei lavori manuali. Questo indica lo status sociale di questa santa. All'ingresso dell'arcone noi troviamo un'altra figura, anche questa è frammentaria, però notiamo la mano che stringe qualcosa che sta oscillando. Evidentemente questo è un santo che ha in mano un turibolo per incensare. Notiamo i colori della veste che sono bruni e rossi e con le bordure gialle. Questa veste molto preziosa e molto abbondante è foderata anch'essa di ermellino. Anche la calotta dell'abside in origine doveva essere decorata. Oggi tutta questa decorazione è andata perduta, però ci resta un piccolo e significativo frammento. Alla base abbiamo una sorta di arcobaleno, doveva essere l'elemento che incorniciava la figura di un Cristo in mandorla o forse di una Deesis di gusto bizantino che ahimè è andata completamente perduta. Un ultimo santo, appartenente a questa teoria di santi duecentesca, è presente all'estrema destra del tamburo. Indossa una veste bruna e sopra un prezioso mantello blu. Il volto è frammentario. Sono dei piccoli segni, però sono segni che sono molto espressivi. Gli occhi sono segnati con un solo puntino, però è un puntino che ci dà l'idea di una gioia, di una felicità. La cosa più interessante di questo frammento sono però i piedi, che indossano dei sandali che potremmo ancora trovare in vendita ai nostri giorni e soprattutto i piedi sono messi in una posizione che ci indicano proprio l'incedere, il camminare, la voglia di andare in fretta ad annunciare la parola di Dio. L'ultimo frammento duecentesco riguarda proprio la figura di San Giorgio. Ahimè è molto frammentario, ma è importante averlo trovato perché ci attesta la dedicazione originaria di questa chiesa, che quindi nel 1200 si decide di fare un'immagine narrativa di San Giorgio che uccide il drago. Di fronte a questi palinsesti così complessi, con strati sovrapposti così numerosi, il dubbio di chi qui viene per un restauro è quello di sapere dove fermarsi, cosa salvare o cosa poter sacrificare. In questo caso è stata fatta la scelta di mantenere tutto, di non perdere niente, di conservare al massimo la lettura di ogni strato. Un'ultima annotazione tecnica: questi dipinti duecenteschi non sono degli affreschi, ma sono delle pitture fatte direttamente sullo scialbo di calce, su una superficie bianca che doveva essere in origine davvero fulgente. Le figure sono prive di ambientazioni, quindi si dovevano staccare proprio dal fondo bianco. Il pittore è molto capace, riesce con un solo segno di pennello a fare l'arcata sopraccigliare, segna con perfezione gli occhi, crea delle mani che stringono, che fanno oscillare, quindi sono molto espressive, e anche i piedi riescono a dare l'idea del camminare. Questo pittore non ha un nome, però ha uno stile riconoscibile. Riesce a dipingere con mano sicura e i suoi modelli di riferimento sono sicuramente tratti dalle miniature del periodo, dall'arte di illustrare i libri. Lui trae l'essenziale, il modo molto diretto di dipingere, e questo è un elemento importante perché ci dice quanto nel 200 la pittura prendesse spunto dalla miniatura, da quella che ingiustamente per secoli abbiamo chiamato un'arte minore, ma davvero minore non è. La scoperta di siti come questo, di cicli di affreschi duecenteschi, non è così rara nel territorio. Nel 2014 è stato riportato a nuova vita l'oratorio dedicato a Sant'Urbano I Papa, un santo antico anche questo, morto nel 230, nel territorio di Godega di Sant'Urbano. Un piccolo oratorio dove lavora un artista itinerante, lo stesso artista itinerante che lavora anche qui a Manzana. Ora abbiamo assegnato le opere a questo maestro di Pianzano. Abbiamo un piccolo repertorio dei suoi interventi e speriamo che piano a piano, con altri restauri, con altre scoperte, riusciremo a comporre anche un catalogo più corposo di questo artista o di altri artisti che nel 200 hanno lavorato in questo territorio. Il secondo strato degli affreschi presenti nell'abside di questa chiesa risale alla metà del 1300.
1345 è l'anno in cui la Chiesa viene dotata di un beneficio ed è probabilmente intorno a questa data che si procede con una nuova decorazione. Ci resta una teoria degli apostoli. Gli apostoli sono raggruppati a due entro un riquadro dal fondo blu e giallo e sono la testimonianza del credo degli apostoli. Si riteneva che la professione di fede raccolta nella preghiera del credo fosse la summa delle 12 frasi pronunciate dagli apostoli. Probabilmente questo non è vero, ma la tradizione pittorica ha fatto sì che proprio nelle absidi delle più antiche chiese noi troviamo i 12 apostoli. Queste figure si sovrappongono a quelle duecentesche e quindi si tratta di un intervento fatto a distanza di circa 60-70 anni. Come mai un nuovo ciclo che si sovrappone ad un intervento precedente e sostanzialmente recente? Perché nel frattempo è cambiato il gusto. Queste figure che noi vediamo, i volti che sono sopravvissuti, sono molto volumetrici, questi sono ad affresco e quindi abbiamo finiture con piccoli particolari, i capelli, la barba, che vengono resi per dare il volume, lo stesso che troviamo anche nei frammenti degli abiti che sono qui sopravvissuti. Queste figure non solo mostrano un volume, ma vogliono esprimere anche dei sentimenti, dei pensieri. Ci sono le fronti corrucciate per dimostrarsi attenti, gli occhi ben sporgenti a dimostrare l'attenzione, oppure le labbra serrate per mostrare la concentrazione. È l'intera lezione di Giotto che è entrata preponderante anche in questi affreschi. Si cerca il volume, mediandolo dall'antico, ma si cerca anche la creazione di un pensiero, di sentimenti. Questo stesso anonimo pittore trecentesco dipinge anche un santo vescovo sulla parete sinistra. Lo vediamo riquadrato allo stesso modo delle figure degli apostoli nell'abside, quindi con un riquadro blu e giallo. La figura è stante, guarda diritto verso di noi, ha una bassa mitria, ma con delle bordure ben evidenti dove si notano anche delle perle. Con la mano sinistra tiene il libro e con la mano destra invece compone con le dita il monogramma di Cristo. Il volto ha un'espressione molto solida, molto ferma e anche le pieghe della casula mostrano una perfetta volumetria. Siamo quindi in un momento di passaggio. Un pittore pienamente giottesco nel fare i volti e nel panneggio, ma che al contempo mette in mano quei simboli ancora legati alla tradizione bizantina. Nel 1305 Giotto aveva concluso il suo intervento a Padova alla Cappella degli Scrovegni. Poco prima aveva realizzato un bellissimo crocifisso a Rimini e proprio da Rimini degli artisti avevano portato il suo linguaggio a Susegana. La Grande Guerra ci ha privato di quel ciclo pittorico, però da lì tanti artisti itineranti hanno portato le novità di Giotto anche in questi luoghi un po' remoti del nostro territorio. La rivoluzione di Giotto è stata potente e come tutte le rivoluzioni ha avuto una rapidissima diffusione. Alla metà del 400 risalgono le porzioni di affresco più ampie che si trovano sulla parete sinistra dell'aula. Riconosciamo la scena narrativa di San Giorgio che uccide il drago e alla sinistra un unico riquadro che racchiude due santi. Osserviamo il cavallo di San Giorgio. È bianco, le zampe anteriori sono sollevate, i finimenti sono ben descritti, l'azione è molto precisa. C'è una grande cura nella resa anatomica dell'animale. San Giorgio è posto in sella ed è una sella particolare perché è una sella da combattimento. Indossa tutta l'armatura e quindi la protezione dei piedi, delle gambe, le ginocchiere, anche la gubitiera sul gomito che permette lo snodo tra le due parti del braccio. L'elmo è completato dall'aureola. Grande attenzione è posta anche nella parte ventrale, dove si riconoscono tutte le falde con cui è realizzata questa armatura. Interessante ovviamente anche il piccolo mantello con quella croce rossa su fondo bianco, è l'emblema di San Giorgio e lo troviamo presente in tanti stemmi delle nostre città e anche nella famosa bandiera inglese.
La posizione del cavallo, la tensione della gamba, la posizione della lancia rendono chiaramente l'idea di un'azione potente, rapida, controllata. È un peccato che il drago e la principessa non siano giunti fino a noi. Grande cura è posta anche nella descrizione della città. Le mura sono rosa, gli edifici grigi e rosa sono ricchi di particolari. Ci sono i conci degli archi, le finestre allineate sopra delle linee marcapiano e addirittura ci sono i cassettoni all'interno di una loggia. Le due figure dei santi sono prive delle teste, però la presenza degli attributi ci permette di riconoscerle. Abbiamo San Pietro che tiene le chiavi in mano e dall'altra parte San Giovanni Battista, riconoscibile per l'abito e anche per il cartiglio dove leggiamo ancora la scritta Ecce Agnus Dei. Il volume dei loro corpi, le mani, la posizione suggerisce un dialogo anche, tutto è molto concreto, tutto è perfettamente descritto. Interessante è anche il riquadro che li raccoglie. Si tratta di un decoro molto geometrico in colore ocra che richiama un po' le cornici lignee che venivano realizzate in questo periodo. Guardando all'interno di questa chiesa ne troviamo altre e questo ci permette di riconoscere tutti gli interventi della metà del 400. Le stesse cornici le troviamo anche intorno all'arcone del presbiterio e qui troviamo la scena, suddivisa in due parti, dell'Annunciazione. A sinistra c'è l'angelo annunciante con la sua veste abbondante e le sue particolarissime ali verdi. Dall'altra parte troviamo la Madonna inginocchiata che prega e quindi la Madonna annunciata. Molto interessante è guardare lo sfondo di questo riquadro dove troviamo, come è tradizione, la camera di Maria. Qui, con pochi tratti, il pittore ci descrive il letto con la coperta rossa, il cuscino cilindrico, la struttura proprio del letto e anche una panca posta al fianco del letto con la sua chiusura. Questi interventi di metà 400 vengono ascritti a un pittore locale che si chiama Giovanni Antonio da Meschio. In tutte le sue opere ricorrono questi colori chiari, il rosa, il verde e questo gusto per la definizione linearistica, per la grafica nei suoi affreschi. È un artista presente nel territorio, lo ricordiamo soprattutto per gli interventi fatti nella chiesa di San Michele a Salsa e nel piccolo oratorio di Santa Maria Nova a Soligo. Siamo immersi tra le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, un luogo che nel 2019 ha avuto il riconoscimento UNESCO. Le tre principali caratteristiche che hanno motivato il riconoscimento UNESCO sono innanzitutto la coltivazione di queste dorsali hogback con la vite, la seconda la creazione dei ciglioni inerbiti, la terza la creazione di un paesaggio a mosaico, cioè costituito da piccoli appezzamenti. Sono tre elementi che parlano di terra, che parlano di coltivazioni, ma parlano soprattutto della ferma volontà dei viticoltori di un tempo di lavorare su queste terre, di trasformarle. In queste colline noi troviamo molti segni del sacro, chiese, piccoli oratori. Sono elementi caratterizzanti del territorio e intorno a loro sono nate delle piccole comunità, dei piccoli paesi, dei borghi. Sono luoghi che sono sempre stati curati, sono sempre stati abbelliti. Tutto ciò parte più o meno intorno alla metà del 1200, quando cominciamo a trovare segni di decorazioni, affreschi. Proprio questo, la presenza degli affreschi, è un elemento caratterizzante, potrebbe essere considerato il quarto elemento distintivo che caratterizza il territorio. Perché qui è nata proprio una civiltà dell'affresco che partendo dal 1200 arriva fino ai giorni nostri. Addirittura c'è stato un grande momento di rilancio dopo la Prima Guerra Mondiale.
Le distruzioni che quel conflitto ha portato su questo territorio hanno spinto la popolazione a riattivarsi, a dare nuova vita ai luoghi di culto, e lo ha fatto proprio rivalorizzando la presenza degli affreschi. Quindi nelle chiese di questo territorio noi troviamo anche affreschi della seconda metà del Novecento. Gli affreschi duecenteschi di Manzana non sono un ciclo completo, non sono facilmente leggibili, però sono un tassello importante, ci raccontano quello che è successo qui 750 anni fa, ci raccontano di un intreccio tra la fede, l'economia, la storia di un territorio. Porzioni duecentesche di affreschi li troviamo nella pieve di San Pietro di Feletto, ma poi li troviamo anche nell'oratorio di Sant'Urbano, a Godega di Sant'Urbano, a Pianzano, li troviamo a Santa Bona di Vidor e poi li troviamo a Feltre nel santuario dei Santi e Vittore Corona, e così anche in altri posti. Il cuore della presenza duecentesca del territorio è ovviamente l'abbazia di Follina. Ecco allora che in questo tessuto ritrovare gli affreschi anche a Manzana diventa un tassello importante per dimostrare la qualità artistica che c'era in questo territorio 750 anni fa, per capire gli intrecci di strade e anche intrecci di devozione. Qui vengono celebrati santi antichi, San Pietro, San Pancrazio, San Giorgio, Sant'Urbano, il XVII Papa. Le tracce diventano più numerose risalendo lungo i secoli. Numerose sono le presenze trecentesche e ancora di più quelle quattrocentesche. Potremmo dire che non c'è paese che non conservi un ciclo o almeno delle tracce della pittura del XV secolo. Evidentemente, per leggere la storia dell'arte del Veneto si parte da Venezia. Però ci sono delle differenze. Qui troviamo gli affreschi, a Venezia non sono presenti. Le caratteristiche fisiche della città non hanno permesso lo sviluppo di questo linguaggio, di questa tecnica artistica. Ecco allora che visitare questo territorio diventa qualcosa di unico, qualcosa di diverso rispetto a quello che potremmo incontrare a Venezia. Questa civiltà dell'affresco diventa davvero un elemento caratterizzante del nostro territorio.
Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati sulla nostra rubrica estiva A Tutto Grest, una rubrica che vuole raccontare la vivacità, la bellezza delle attività nelle nostre parrocchie, delle parrocchie della diocesi di Vittorio Veneto durante il periodo estivo. Raccontare la vita delle comunità, raccontare l'esperienza che i giovani fanno, delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi, raccontare il senso di condivisione e di gioia che animano i nostri oratori. Oggi ci troviamo al Grest San Giovanni Paolo II della parrocchia di San Vendemiano. Andiamo a conoscere i protagonisti di questo splendido Grest, andiamo a vedere i volti, le attività, i giochi, i laboratori che vengono proposti da dei bravissimi animatori ai bambini di questa comunità. Insieme a noi, tutti insieme, girls and boys, ma cantare inizia lei, dopo tu risponderai. Don Federico Amianti, cappellano di San Vendemiano e di Zoppè e Saccon, siamo qui con te, raccontaci un po' il Grest di San Vendemiano. Beh, ci sono 250 ragazzi dalla prima elementare alla terza media, tenuti da animatori, un centinaio, dalla prima alla quinta superiore, naturalmente anche con i volontari adulti che ci aiutano nelle varie incombenze della giornata. Il Grest comincia alle 8:45 del mattino e finisce alle 16:30 del pomeriggio, c'è la possibilità di mangiare qui in oratorio. Tanti bambini, tanti ragazzi, tanti animatori. Com'è la preparazione a questo Grest? È un Grest, diciamo, di queste dimensioni richiede una preparazione fatta per tempo, quindi noi partiamo alcuni mesi prima e organizziamo per gli animatori gli incontri di formazione perché abbiano la possibilità di capire cosa significa stare con i ragazzi, prendersi cura dei bambini, farli divertire e soprattutto trasmettere loro quello che è il messaggio del nostro Grest, che è un Grest che vuole parlare di Gesù e del Vangelo. E per questo facciamo 5 incontri di formazione aiutati da degli esperti che organizziamo a partire da maggio, proprio pensati per i ragazzi delle superiori. Tutti i temi del Grest sono pensati da un'equipe di volontari giovani che già alcuni mesi prima del Grest si ritrovano per cercare di pensare qual è il modo migliore per trasmettere il messaggio che vogliamo portare loro. Quest'anno il titolo del Grest è Dalla parte giusta, e la parte giusta è proprio quella di Gesù. Il messaggio che vogliamo dare è insegnare ai ragazzi che scegliere una vita cristiana non è una scelta come le altre, è una scelta che comporta delle responsabilità, del coraggio e la voglia di voler bene agli altri. Quindi attività di laboratorio, gioco, ma anche un momento insieme all'inizio con una proposta degli animatori. Qual è l'ambientazione che avete scelto quest'anno per caratterizzare questo Grest 2026? Grazie a un gruppo teatrale molto preparato, quest'anno noi proponiamo come ambientazione un'ambientazione western, precisamente il famoso film italiano Lo chiamavano Trinità, nella quale si seguono proprio due personaggi, due attori che vorrebbero fare i banditi ma che in realtà poi si ritrovano ad aiutare gli altri, ad aiutare l'oppresso, ad aiutare chi è in difficoltà. E quindi questo western con il tono molto divertente ci sembrava molto bello per trasmettere il messaggio che avevamo in mente. E tutti i copioni sono stati estesi dagli animatori stessi del gruppo teatro, che hanno anche pensato ai costumi e all'ambientazione per rappresentare in scena quello che è un film amato davvero da generazioni di italiani. Siamo qui con Gabriele. Gabriele, come sta andando il Grest qui a San Vendemiano? Sta andando molto bene. Abbiamo iniziato settimana scorsa, ma comunque sta andando molto bene questa esperienza estiva qui a San Vendemiano. Angelica, cosa ti piace di più del Grest di San Vendemiano? Stare insieme ai bambini e fare le attività di gruppo, quelle che facciamo in aula. Maria Vittoria, raccontaci qualcosa delle attività che fate nei gruppi. Ci sono diverse attività nei gruppi, specialmente al mattino,
e sono attività comunque che istruiscono il bambino e li fanno capire nuove cose, scoprire nuove cose. Davide, raccontaci qualcosa della mattina degli animatori e anche dell'inizio del GREST qui a San Vendemiano. Allora, noi arriviamo qua verso le 8:30 per fare la preghiera animatori e successivamente dopo abbiamo i balli di gruppo con gli animati e il teatro. Successivamente adesso abbiamo appena finito l'attività di gruppo che è un'attività più formativa. Adesso abbiamo la ricreazione, poi dalle 11 a mezzogiorno abbiamo i giochi. E infine dopo andiamo a casa per la pausa pranzo, la maggior parte degli animatori. Filippo, è la tua prima volta al GREST? Hai fatto altre esperienze? No, ormai è il 4º anno che faccio qua al GREST, ogni anno è sempre più bello. Raccontaci qualcosa magari dei pomeriggi che fate con i ragazzi. I pomeriggi, la prima attività sono i giochi senza frontiere, poi successivamente vengono divisi nei vari laboratori con i vari responsabili. Ogni mattina il GREST si apre con una scenetta preparata da voi animatori. Quanto lavoro c'è dietro e quanto piace soprattutto ai bambini? Beh, allora i bambini si divertono sempre molto. Il lavoro dietro è molto, al mattino veniamo qua alle 7:35 per provare la scenetta che faremo alle 8:30 e poi ci fermiamo dopo pranzo per provare quella del giorno dopo. E comunque c'è tutto il lavoro per preparare i costumi, scrivere il copione, fare gli oggetti di scena e tutto quello che vedete comunque è realizzato da noi con il nostro impegno, però ci mettiamo la passione e siamo molto contenti di farlo. Siamo qui con Ronzino, un personaggio fondamentale di questo GREST. Ronzino, come sta andando il GREST a San Vendemiano? Che discorso lungo. Sta dicendo che sta andando benissimo, che si sta divertendo, che ti danno tante carote, hai detto anche, e che i bambini sono come sono i bambini, non ho capito? Ah, sono stupendi e meravigliosi. Allora direi che dobbiamo fare un applauso al nostro Ronzino. Voi siete? Aida, Matilde, Gioia. Elison. Da quanti anni vieni al GREST di San Vendemiano? Questo è il 6º. Che cosa ti piace allora di più del GREST e perché ogni anno ritorni? Ritorno per la compagnia, per le attività pomeridiane, per i giochi, un po' per tutto. Gli animatori sono bravi? Sì, dai, sì. Senza di loro non si potrebbe fare niente, quindi. Che cosa ti piace di più della mattina al GREST di San Vendemiano? La scenetta, perché è molto divertente e gli attori sono molto bravi e riescono a interpretare bene la storia. Al GREST fate anche qualche uscita, qualche gita? Sì, molte. Ogni venerdì facciamo una gita o un'uscita, tipo lo scorso venerdì abbiamo fatto la biciclettata e questo venerdì andremo a vedere un museo degli aerei storici. Consigliereste il GREST alle vostre amiche? Io sì, molto, perché comunque, come ha detto prima Ida, si sta bene in compagnia e è molto bello, anche si fanno belle cose, sì. Salutate i telespettatori della Tenda TV. Ciao! Il vostro oratorio è davvero ampio, grande, con tanti spazi sia all'esterno che all'interno. Vediamo qui queste pareti anche i disegni dei GREST passati. Di cosa ci puoi raccontare? Ogni anno, grazie alla capacità artistica dei nostri animatori, viene fatto un murales sul tema dell'anno. Abbiamo visto quello del 2024 sull'Isola del Tesoro, che è il tema teatrale che abbiamo messo in scena. E questi murales sono realizzati dai ragazzi nei laboratori che si tengono al pomeriggio. Ci sono chiaramente degli animatori preparati con capacità artistiche e cerchiamo così anche di abbellire il nostro